Walter Crema, presidente dell'Unione Cuochi del Veneto, nonché titolare del ristorante La Cucina di Crema ai piedi del Montello. Siamo a Giavera, un luogo benedetto dalla natura. Forse potrebbe essere anche il luogo ideale per queste riaperture che si dicono ragionate della ristorazione, che prediligono i luoghi all'aperto. Walter, lei come la vede, soprattutto perché lei sentirà anche gli umori dei suoi amici cuochi della categoria? Diciamo che non è che ancora c'è il sereno, vediamo questa luce in fondo al tunnel, però non riusciamo mai a raggiungerla. Io spero che questa volta sia la volta buona. Per il momento tanti proclami, ma ancora di preciso non si capisce. Apriamo, non apriamo? E poi il mondo della ristorazione e della cucina copre un ampio raggio d'azione. Sì, apriamo all'aperto, ma chi è che può usufruire di questa agevolazione di aprire? Non tutto, sicuramente, non tutti i 360 gradi dei cuochi e della ristorazione e dell'hotellerie e del turismo. Ecco, turismo, tu riaprirai anche a Lignano. Per far arrivare i turisti ci vogliono tutta una serie ovviamente di condizioni, di criteri sul anti-Covid. È stato detto, Zaia lo dice, non facciamogli fare la quarantena. Tu come la vedi? Sei a Lignano, come vedi la stagione turistica? Diciamo che abbiamo un'esperienza data dall'anno scorso dove il virus era sparito, probabilmente le condizioni climatiche date dall'estate agevolano il star meglio sotto il punto di vista pandemico. Abbiamo i tecnici che sapranno loro come gestire gli aspetti più giusti. Io adesso non so se il passaporto sì o il passaporto no. Quello che è importante è che trovino una soluzione che sia chiara, che sia semplice e che tutti possano usufruire e anche passare da una regione all'altra piuttosto che da un paese all'altro. Non so, noi per esempio sul nostro litorale abbiamo tantissimi turisti che arrivano dall'Europa e sarebbe un guaio creare delle ostruzioni all'arrivo di questi turisti per il turismo del nostro paese. Tu hai il polso della categoria cuochi, quelli che stanno ai fornelli. È stato un anno difficilissimo. Com'è riuscita ad andare avanti anche l'Unione Cuochi in questa situazione? Io dico che per il momento siamo a pane ed acqua e l'abbiamo fatto con molto sacrificio per il bene di tutta la comunità. Perché se ci dicono che dobbiamo limitarci, quindi non lavorare, non portare a casa il nostro pranzo o cena per la nostra famiglia quotidiano, allora facciamo il sacrificio, però non si capisce che è una cosa che dovrebbe essere compresa soprattutto dai nostri legislatori. Non capiscono che siamo a pane ed acqua, è un sacrificio. Perché il sacrificio lo dobbiamo fare anche noi? Facciano anche un loro esame di coscienza.